6-7 anni, e stava facendo sta galleria su Ravignole. Mi era un boccia e te vedevi che ogni tanto scargheva giù sta roba, sta gera. Allora, per non essere da me, ma con la mia carrioletta mettevo su un po' di gerime e zogera, dicevo, e zogera. E scaricava giù sta gera, chi Sopravignone. Perché stava facendo sto bus dove avria dovuto andare dentro il fiume Sarca. Ah, era un'opera per allora grandiosa, Cioè, entubare un fiume, metterlo dentro nelle viscere della terra, metterlo dentro da Santa Giustina, da dove che è, cioè, e farlo andare sopra la busa da Petramurada, da Dro, dalla Moletta, sopra Masson, San Martin, sopra Bolognano, sopra Vignole, sopra Torbole per arrivare alla centrale. E sti qua sbuseva il monte e buttava giù sta gera che dopo incanaleva, ingiomeva, insomma, gli metteva attorno a fil de fer, le gabbie, che restai fino a non molti anni fa. Era bello, brutto, vedere, bel per i bocci, insomma, vedere tutta sta gente che lavorava, che ne va dalla Pierina, dal Gattoia a Magnare, cioè che era lavoro. Però mi resta sempre in testa sta roba, ste ruspe che butta giù sta gera, e dentro nel monte, che è? È il fiume Sarca. Il fiume Sarca che lei ruba. A un certo punto e lei messo dentro in galleria per fare la corrente. Ah, allora diceva, molleremo un po'. Noi la pumolà, cioè l'ha messa in galleria, ma non la pumolà. Serviva per l'energia, allora non aveva neanche problemi. E ha detto, ma state tranquilli, che col BIM vi aiuteremo, vi daremo qualcosa in cambio del fatto che vi avevamo rubato il Sarca. Ma non gli fa niente. Adesso si parla del parco fluviale, vabbè, insomma, ciclabili, vabbè, però il Sarca da allora le sta rubando della sua acqua. E noi da Boci, torno a ripetere, guardiamo su verso il monte e vediamo sta gente che scaricava giù la gera. Noi chiamiamo la gera. Adesso c'è un materiale di riporto, no? È quel che crea problemi anche per la doppia busa, noi sanno metterlo, crea inquinamento, allora non ha questi problemi, la butta giù da poco sopra Bologna, poco sopra Vignole, insomma. E dopo, del colpo, il Sarca le calà e le calà ancora, finché non ti riuscivi neanche cioè ti riuscivi a sorpassarlo a peotti, senza problemi nei gorghi, anzi, c'era delle volte che proprio ti vedevi anche le trote che le treva agli ultimi. Questa è la storia del Sarca. È un fiume che una volta
era un fiume e che adesso dipende da un rubinetto. Uno lo mola, lo tira al rubinetto. Tutto qua. È un fiume che era la vita per secoli di Arco, del Basso Sarche, e che adesso dipende da questo. Scusa il tono teatrale, però la storia era questa.